L'Assemblea dei soci AICA ha nominato all'unanimità il nuovo presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, il dottor Giuseppe Venezia. Il CDA del Teatro Fondazione Pirandello ribadisce la sua estraneità all'indagine giudiziaria che ha interessato la gestione del teatro, tra cui il direttore Salvo Presia. Riconsegnati dal Comune di Agrigento i locali all'interno del Palazzo di Giustizia dopo i lavori di adeguamento alla normativa antincendio. Sottoscritti contratti integrativi per 193 lavoratori del Comune di Agrigento, aumento dell'orario di lavoro a 36 ore settimanali a partire da oggi, 1 aprile. Pubblicato il bando del libero consorzio per la selezione delle nuove proposte teatrali da inserire nel cartellone 2026. Emesso il bando per la manutenzione delle strade provinciali, ammonta a oltre 4 milioni di euro. Approvata dall'AS la legge sulla variazione di bilancio 2024, sono stati recuperati oltre 1.800.000 euro, sbloccando così le assunzioni. Presentato ieri a Palermo il simbolo dell'onorevole Lavardera, candidato prossimo a presidente della regione. Avanzata dal pubblico ministero la richiesta di condanna a 5 anni per l'ex sindaco di Agrigento Marco Zambuto per il crollo del costone del Viale della Vittoria avvenuto nel marzo del 2014. A Santa Margherita del Belice i carabinieri arrestano un 44enne per estorsione. Confermata la custodia cautelare in carcere per Carmelo Vetro, accusato per corruzione aggravata. Operazione dei carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro per la sicurezza nei cantieri edili, diverse le aziende che avevano lavoratori in nero, non in regola con le norme di sicurezza. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi, 1 aprile, mercoledì. L'Assemblea dei sindaci dei comuni soci di AICA ha proceduto alla nomina del nuovo presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'azienda. A ricoprire l'incarico all'unanimità è stato eletto il dottor Giuseppe Venezia. Il servizio. L'Assemblea dei sindaci dei comuni soci di AICA, che si è riunita nella giornata dell'altro ieri, l'Assemblea dei sindaci dei comuni soci di AICA, riunitisi, ha proceduto alla nomina del nuovo presidente del Collegio dei Revisori dell'azienda idrica Comuni Agrigentini. A ricoprire l'incarico è stato il dottor Giuseppe Venezia, scelto all'unanimità dei presenti. Il neopresidente sarà affiancato da altri 2 componenti del collegio, Calogero Vullo e Paola Milizia, completando così l'organo di controllo della stessa azienda. Nel corso della seduta l'Assemblea ha inoltre affrontato diversi punti all'ordine del giorno di particolare rilevanza per i comuni soci e per i cittadini. Tra questi è stato discusso il tema dei conguagli tariffari relativi alle bollette, argomento che ha suscitato ampio confronto tra i partecipanti all'Assemblea. All'incontro hanno preso parte numerosi sindaci della provincia di Agrigento, a testimonianza dell'importanza delle decisioni assunte dalla volontà condivisa di garantire una gestione trasparente ed efficiente del servizio idrico. L'Assemblea ha infine ribadito l'impegno a proseguire un percorso di miglioramento della governance aziendale, con particolare attenzione alla sostenibilità economica e alla tutela degli utenti. Da oggi, assieme a altri 2 colleghi, essenzialmente un collega di Agrigento e una collega laziale, credo, che ancora non ho avuto il piacere di conoscere di persona, abbiamo il compito di far osservare il riferimento a tutte le norme che devono stare alla base del funzionamento di AICA. Per far questo, come dicevo, oltre a me Presidente, mi avvarrò della collaborazione di altri 2 membri che sono 2 commercialisti e in più a garantire la continuità dell'azienda esiste la dottoressa Nobile che appunto sarà assolutamente in grado di trasferire tutte le competenze necessarie. Che dire, eserciterò il mio ruolo al massimo delle mie competenze, anche perché il nostro ruolo è un ruolo essenzialmente tecnico, è un ruolo che ci vede appunto garanti dell'osservanza della legge e della regolarità della contabilità e delle scritture contabili.
È il consiglio di amministrazione della Fondazione Teatro Luigi Pirandello di Agrigento, nella sua interezza, formato da Alessandro Patti, Gaetano Airò, Giulio Cinque, Andrea Cirino e Pino Miccichè, si è riunito nel pomeriggio in via di urgenza per prendere atto delle dimissioni rassegnate dall'ex direttore generale Salvo Prestia. Il Consiglio di amministrazione della Fondazione intende precisare di essere estraneo alla gestione amministrativa e contabile della Fondazione, che secondo quanto previsto dallo Statuto è attribuito al direttore generale. Qualora i fatti oggetto di indagine dovessero trovare conferma, la Fondazione Teatro Pirandello risulterebbe gravemente lesa sia sotto il profilo materiale sia sotto quello dell'immagine. Il Consiglio di amministrazione tutto è al contempo impegnato a garantire la continuità dell'attività culturale della Fondazione del Teatro Pirandello. E presso la sala riunioni della Presidenza del Tribunale di Agrigento si è svolta ieri la cerimonia ufficiale di riconsegna dei nuovi locali realizzati all'interno del Palazzo di Giustizia di Via Mazzini nell'ambito del progetto Realizzazione Nuovi Vani all'interno del Tribunale, con interventi di adeguamento alla normativa antincendio. Il nostro servizio. Presso la sala riunioni della Presidenza del Tribunale di Agrigento si è svolta la cerimonia ufficiale di riconsegna dei nuovi locali realizzati all'interno del Palazzo di Giustizia di Via Mazzini, nell'ambito del progetto Realizzazione Nuovi Vani all'interno del Tribunale, con interventi di adeguamento alla normativa antincendio. All'incontro hanno preso parte il Presidente del Tribunale Giuseppe Merisenda Giambertoni, il Procuratore della Repubblica Giovanni Di Leo e la dirigente amministrativa Rosanna Grisafi, della Procura Stefania Caruso, il funzionario a tiro laurea, la dottoressa Giovanna Mirabile e i collaboratori della conferenza permanente. Presenti inoltre il sindaco di Agrigento Miccichè, l'ingegnere Avenia, dirigente dell'ufficio tecnico comunale e RUP della procedura, e l'ingegnere Nocera, direttore dei lavori, che ha anche illustrato lo stato di intervento, ricordando che la consegna dei lavori, limitatamente ai vani oggetto della riconsegna, è avvenuta lo scorso 25 marzo 24, mentre il completamento è stato registrato il 3 marzo 2026. In totale sono stati realizzati 6 nuovi vani, 4 collocati al secondo piano e 2 al quinto piano del Palazzo di Giustizia di Agrigento. I locali risultano ora pienamente idonei all'uso, essendo dotati dei comfort e delle condizioni necessarie per essere immediatamente adibiti a uffici giudiziari. Il sindaco Miccichè, come legale rappresentante dell'ente stazione appaltante, ha formalmente consegnato i nuovi spazi al Presidente del Tribunale, rappresentante dell'amministrazione usuaria. L'intervento rappresenta un ulteriore passo nel percorso del miglioramento funzionale e infrastrutturale degli uffici giudiziari agrigentini. E il Comune di Agrigento ha deciso di sottoscrivere contratti integrativi per l'aumento dell'orario settimanale di lavoro a 36 ore per i 193 dipendenti a tempo parziale a durata indeterminata, con ricorrenza da oggi, al fine di migliorare l'efficienza e l'efficienza dell'azione amministrativa, colmando i ritardi negli adempimenti degli uffici nevralgici. Il costo complessivo sarà di oltre 279.000 euro per il 2026, 363.000 per il 2027 e gli anni successivi. Il sindaco Francesco Miccichè ha commentato: sono molto soddisfatto di questa decisione perché aumentare l'orario settimanale dei dipendenti comunali a 36 ore significa garantire maggiore efficienza e rapidità nei servizi che il Comune offre ai cittadini. È intervenuto anche il Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Civiltà, affermando: ritengo questa scelta estremamente positiva e lungimirante, perché non si tratta solo di aumento di ore di lavoro, ma di un vero e proprio investimento sulla qualità della pubblica amministrazione. È pubblicato sul sito della provincia di Agrigento, Libero Consorzio, l'avviso per la selezione delle nuove proposte da inserire nel cartellone estivo del teatro amatoriale del Libero Consorzio, il nostro servizio. Pubblicato sul sito della provincia di Agrigento l'avviso per la selezione delle proposte da inserire nel cartellone estivo del teatro amatoriale che il Libero Consorzio Comunale di Agrigento intenderà realizzare nel 2026 sul territorio provinciale.
L'avviso approvato con determina dirigenziale del settore turismo è rivolto esclusivamente alle associazioni teatrali senza fine di lucro che operano in provincia, con esclusione di agenzie o imprese intermediatrici di spettacolo. Le compagnie teatrali interessate potranno presentare domanda di partecipazione alla rassegna utilizzando il modulo allegato nell'avviso tramite PEC all'indirizzo della provincia. Le istanze dovranno pervenire entro le ore 10 del 20 aprile di quest'anno. La selezione delle richieste, comunica l'ente, sarà effettuata dall'Ufficio Turismo del Libero Consorzio, con il supporto delle principali federazioni del teatro amatoriale. Le compagnie individuate dovranno sottoscrivere un contratto per prestazione di spettacolo teatrale amatoriale da realizzare in provincia, secondo quanto previsto dal regolamento sulle attività promozionali e di spettacolo del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Ammonta a oltre 4,5 milioni di euro il bando di gara per l'accordo quadro con un solo operatore economico per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali. Si tratta di un nuovo importante bando che consentirà di effettuare interventi di manutenzione e messa in sicurezza dell'intera rete viaria provinciale grazie al progetto dello staff tecnico del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, interamente finanziato con decreto ministeriale. L'importo a base d'asta è di 4.576.000 euro più IVA. L'appalto avrà la durata di 3 anni e consentirà di effettuare qualsiasi intervento finalizzato a garantire la sicurezza delle strade di competenza dell'ex provincia. È un altro passo avanti per il miglioramento complessivo delle condizioni nella rete viaria di nostra competenza, ha affermato il presidente del Libero Consorzio Giuseppe Pendolino, che avrà tra l'altro una ricaduta positiva sull'economia del territorio. E l'Assemblea regionale siciliana ha approvato la legge di variazione di bilancio che permetterà il recupero di 1,8 miliardi dal Fondo Anticipazione di Liquidità e il bilancio consolidato relativo all'anno 2024, con cui si sbloccano le assunzioni nella regione e nelle aziende partecipate. Sentiamo il video del Presidente della Regione Schifani. Oggi diamo un altro segnale chiaro. I conti della Regione sono in ordine. L'Assemblea regionale poco fa ha approvato la legge di variazione di bilancio, il consolidato del 2024. Risultato? Recuperiamo 1 miliardo e 800 milioni di euro e rafforziamo ancora di più la solidità finanziaria. Non sono parole queste, amici, sono fatti. Con queste scelte miglioriamo l'avanzo e rendiamo la Regione più affidabile, più credibile, più forte. E soprattutto, dopo tanti anni, sblocchiamo nuove assunzioni, nuova energia nella pubblica amministrazione e stop a quel precariato storico per centinaia di lavoratori. È così che si costruisce il futuro. Conti a posto, investimenti, lavoro. Noi andiamo avanti con serietà nel percorso di risanamento finanziario per una regione più solida, più efficiente e devo dire con buona pace di chi ingiustamente sparge veleni sul mio governo. E l'onorevole Ismaele Lavardera ha presentato ieri il simbolo di candidato presidente. Ce ne parlano i colleghi di Palermo. Lavardera presenta il simbolo da candidato presidente della regione siciliana. Chiamatemi Ismaele. Già toccati 7 di 390 comuni, l'onda ormai è partita. Voglio creare una squadra di governo credibile e competente e non come Schifani. Uomo solo al comando. Presentati anche i primi nomi che stipuleranno il programma di governo, docenti universitari, medici, dirigenti regionali e tra loro anche il nipote del primo presidente della regione Giuseppe Alessi. Il candidato presidente del centrodestra sarà Nello Musumeci, sono pronto a sfidarlo sulla scorta di questo governo che ha presieduto e che non ha cambiato nulla di positivo. Ha fatto delle primarie senza volerlo la Premier Meloni. E dobbiamo prepararci, organizzarci, creare una squadra operativa. Io oggi ho dimostrato che accademici
personalità del mondo della società civile, hanno deciso di abbracciare questo progetto a dispetto di quelli che dicevano che noi siamo soltanto un movimento populista, che non parliamo dei problemi dei siciliani. Io oggi non ho lanciato i nomi degli assessori, ho ricevuto chiamate che non vi dico in questi giorni, ma quindi lanci gli assessori, non ci coinvolgi. Oggi non abbiamo lanciato gli assessori, abbiamo lanciato un comitato tecnico scientifico. Gli assessori li condivideremo con una coalizione. È evidente che bisogna fare una sintesi, è evidente che dobbiamo smettere di fare come Schifani, cioè la divisione col manuale Cencelli dei ruoli degli assessorati. Bisogna fare una divisione sulla scorta del metodo e delle capacità. Io oggi ho presentato dei nomi di primissimo livello. Vi chiedo di chiedere agli altri candidati quali sono i nomi che propongono e attorno a quelli fare una sintesi. Ma io so perfettamente che abbiamo lanciato una sfida contro, mi permetto di dire, i dinosauri della politica, che non vedono l'ora che in qualche modo possano farcela pagare. Immaginate l'ultimo dei consiglieri comunali di Fratelli d'Italia in Sicilia, che avrebbe qualcosa da dire su di me e che porterebbe in trionfo alla sua capa Giorgia Meloni una prova di una mia multa non pagata, di una banana che ho pestato, di una figurina che ho rubato. È evidente che questa cosa significa anche espormi a quello che può essere attacchi congiunti di tutta la nostra terra, e quindi non ho certamente timore, so che la nostra candidatura spacca, divide, ma è quello che serve ai siciliani. Intanto io oggi ho lanciato un metodo, ho detto agli alleati: diamoci una smossa, le elezioni saranno quanto prima, non possiamo ancora litigare tra di noi a chi deve fare il candidato presidente. Io mi sono messo a disposizione, vi chiedo, trovate un nome alternativo altrettanto credibile, che possa portare le persone a votare e possa in qualche modo rinnamorare le persone alla politica. Io sono disponibile a fare un passo indietro. Ho fatto una battuta nei giorni scorsi che è stata anche strumentalizzata, è chiaro, un ossimoro, no? Se in questo momento il presidente Mattarella decidesse di smettere di fare il presidente della Repubblica, il settennato è finito, e si dovesse candidare a presidente della regione, chi sarei io per fare un passo indietro? Ma ad oggi non vedo Re Mattarella in campo. Il pubblico ministero Alfonso Fiore, a conclusione della requisitoria, ha avanzato una richiesta di condanna a 5 anni di reclusione ciascuno per l'ex sindaco di Agrigento Marco Zambuto, per l'ex dirigente dell'ufficio tecnico comunale Giuseppe Principato e per i 3 proprietari dei terreni accusati di avere provocato il crollo del costone del Viale della Vittoria avvenuto il 5 marzo del 2014. Sono Maria Isabella Sollano, di 84 anni, e i figli Valentina e Oreste Carmina, di 59 e 55 anni. L'ipotesi di reato è di disastro colposo. Il processo è in corso di svolgimento davanti al giudice monocratico del Tribunale di Agrigento Manfredo Coffari. Il cedimento, avvenuto il 5 marzo del 2014, provocò l'evacuazione di decine di condomini, dei palazzi Crea e di numerose attività. Zambuto e Principato, secondo quanto ipotizza l'accusa, sapevano già 2 anni prima del crollo della grave situazione di pericolo. Ai proprietari dei terreni viene contestato invece di non aver adempiuto a un'ordinanza emessa il 5 aprile del 2011 dallo stesso Zambuto. L'udienza è stata aggiornata al 27 aprile per le arringhe difensive. A Santa Margherita di Belice i carabinieri della locale stazione hanno arrestato in flagranza di reato un 44enne del luogo ritenuto responsabile di estorsione. Il nostro servizio. A Santa Margherita di Belice i carabinieri della locale stazione hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 44 anni del luogo ritenuto responsabile di estorsione. L'individuo, già noto alle forze dell'ordine su disposizione della Procura della Repubblica di Sciacca, è stato sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'attività trae origine dalla denuncia presentata dalla vittima proprietaria di un appezzamento di terreno incontrato a San Liborio. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l'indagato avrebbe preteso, mediante minacce, il pagamento di 500 euro quale corrispettivo per i lavori di scerbatura eseguiti arbitrariamente sul fondo, senza alcuna richiesta da parte del proprietario. Successivamente la vittima ha nuovamente denunciato altre minacce ricevute dall'uomo, che avrebbe avanzato un'ulteriore richiesta di denaro pari a 100 euro, sempre in relazione agli stessi lavori. Sulla base degli elementi raccolti, i carabinieri di Santa Margherita hanno predisposto uno specifico servizio di osservazione nei pressi dell'abitazione della persona offesa. Nel corso degli interventi l'indagato è stato bloccato subito dopo la consegna del denaro ed è stato trovato in possesso della somma poco prima estorta.
L'operazione conferma la costante attenzione dell'Arma dei Carabinieri nel contrasto a ogni forma di sopraffazione e di intimidazione, con particolare riguardo ai reati che incidono direttamente sulla libertà e sulla serenità dei cittadini. Per il principio della presunzione di innocenza, la posizione dell'indagato non è definitivamente accertata e il successivo giudizio di merito servirà a verificare eventuali effettive responsabilità. Il Tribunale del Riesame di Palermo ha confermato la custodia cautelare in carcere nei confronti di Carmelo Vetro di Favara, già condannato per mafia, arrestato nelle scorse settimane insieme ai dirigenti regionali Giancarlo Teresi con l'accusa di corruzione aggravata. Nella stessa inchiesta risulta indagato anche l'ex europarlamentare e manager Salvatore Iacolino, nei confronti viene mossa l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. Vetro aveva presentato un ricorso al Tribunale della Libertà chiedendo di annullare l'ordinanza del GIP. Il riesame, presieduto dal giudice Annalisa Tesoriera, ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere, annullando una delle contestazioni mosse al favarese, la detenzione illecita di 2 fucili, e il riesame ha annullato il sequestro probatorio disposto a carico di Antonio Lombardo, di 47 anni, di Favara, restituendo i 10.000 euro che erano stati trovati durante le perquisizioni. Ha ripetutamente insultato e minacciato in più occasioni e messo le mani addosso alla moglie. La vittima, esasperata, ha chiesto quindi l'aiuto ai carabinieri del comando provinciale di Agrigento a mettere fine alle violenze dei militari. Grazie alle indagini coordinate dalla locale procura, e l'uomo è stato subito arrestato. Si tratta di un disoccupato 35enne di Agrigento, noto alle forze dell'ordine per questioni relative allo spaccio di droga, è indagato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali alla moglie trentenne, anche lei di Agrigento. I carabinieri hanno dato seguito all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Agrigento. Dopo le formalità di rito è stato accompagnato alla casa circondariale di Lorenzo, teatro della vicenda, un quartiere periferico di Agrigento. È una notizia che ci arriva dai carabinieri di Agrigento, che hanno comunicato la scomparsa del signor Teodoro Scaramuzza di anni 70, che state vedendo per l'appunto nelle foto, che si è allontanato da una comunità di Raffadali. L'uomo indossava un giubbotto blu scuro, un pantalone e una tuta nera. Per eventuali notizie avvisare il comando dei carabinieri. Gli ispettori del contingente Ispettorato Nazionale del Lavoro Sicilia in servizio ad Agrigento sono stati impegnati in un'attività di vigilanza che ha toccato sia il capoluogo che diversi centri della provincia, i settori dell'edilizia, dei panifici e dei pubblici esercizi. Nel corso delle ispezioni sono stati trovati 6 lavoratori in nero e accertate violazioni in materia di salute e sicurezza, ed è stata rilevata la presenza di impianti di videosorveglianza installati senza autorizzazioni. Nel settore dell'edilizia sono stati controllati 4 cantieri, dove sono state trovate a operare 2 ditte, una delle quali risultava priva della patente a crediti. Gli ispettori hanno allontanato la ditta dal cantiere, diffidandola a operare anche in altri cantieri fino all'ottenimento della patente, erogando una sanzione di 4.000 euro. Un'altra ditta presente in cantiere occupava in nero l'unico lavoratore dipendente. Per l'impresa è stato adottato un provvedimento di prescrizione per omessa sorveglianza sanitaria ed è stata contestata una maxi sanzione per lavoro nero pari a 5.850 euro. Nell'altro cantiere sono state rilevate violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed è stato adottato un provvedimento di prescrizione per irregolarità del ponteggio e dell'andatoia. Terremoto giudiziario nel Messinese, ai domiciliari il sindaco e consiglieri comunali di Forza d'Agro, i colleghi di Messina. Un presunto sistema organizzato per alterare il voto democratico nel piccolo comune di Forza d'Agro, nel Messinese, attraverso la creazione di centinaia di false residenze.
È quanto emerso dall'operazione condotta all'alba di oggi dai carabinieri della compagnia di Taormina, che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Messina, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Al centro dell'inchiesta il sindaco di Forza d'Agro, posto agli arresti domiciliari, con l'accusa di aver promosso e organizzato un'associazione per delinquere finalizzata a inquinare il processo elettorale. La stessa misura è stata applicata a un consigliere comunale, a un agente della polizia municipale e a un ausiliario del traffico. Per un secondo consigliere comunale è stato disposto il divieto di dimora. Nel complesso risultano coinvolte a vario titolo oltre 67 persone. Secondo gli inquirenti, tra la fine del 2023 e l'aprile 2024, il piccolo comune ionico, che conta appena 835 residenti, sarebbe stato interessato da un'anomala impennata di richieste di cambio di residenza, ben 96 istanze presentate a ridosso delle elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno 2024. Le indagini, si apprende da un comunicato stampa a firma del procuratore Antonio D'Amato, hanno accertato che 59 di queste richieste sarebbero risultate completamente false. I controlli, formalmente previsti per verificare la reale dimora dei richiedenti, sarebbero stati sistematicamente addomesticati. In molti casi le residenze venivano fittiziamente attribuite a immobili inesistenti, disabitati o in stato di abbandono, camere d'albergo riconducibili direttamente al sindaco o a uno dei consiglieri indagati, la sede di uno stabilimento balneare nella frazione di Fondaco Parrino. Il peso di queste operazioni sarebbe stato determinante per l'esito elettorale. Il sindaco uscente è stato infatti riconfermato con uno scarto di soli 30 voti, mentre la lista a lui collegata ha prevalso per appena 40 preferenze. Gli investigatori ritengono che il primo cittadino avesse assunto un controllo diretto sulle pratiche di verifica, scavalcando l'ufficio anagrafe e assegnando personalmente i controlli agli agenti ritenuti compiacenti. Particolarmente rilevante, secondo l'accusa, la nomina nell'aprile 2024 di un ausiliario del traffico a accertatore anagrafico. Secondo l'accusa, sarebbe stato quest'ultimo l'esecutore materiale della maggior parte dei controlli falsificati. L'attività investigativa avviata nel marzo 2024 si è sviluppata attraverso intercettazioni telefoniche, servizi di osservazione e pedinamento, analisi dei tabulati e acquisizione di documentazione amministrativa. Fondamentali anche gli accertamenti ispettivi disposti dal prefetto di Messina. Le accuse contestate a vario titolo sono di associazione per delinquere finalizzata alla falsità materiale e ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici. Resta fermo, come precisato dalla Procura, il principio di presunzione di innocenza per tutti gli indagati fino a eventuale sentenza definitiva. Ignoti hanno dato alle fiamme alcune pedane in legno nei pressi di un muro in uno stabile disabitato da diversi anni. Il fatto è accaduto nella piazza Madonna della Catela, nella frazione di Villaseta. Ha scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del vicino comando provinciale. I pompieri, idranti alla mano, in pochissimo tempo hanno spento le fiamme. A occuparsi delle indagini sono adesso i carabinieri di Villaseta. Una relazione è stata inviata alla Procura di Agrigento. Una delle ipotesi è quella relativa a un avvertimento a un commerciante e a un residente della zona, oppure un atto vandalico. Linea alla regia per la pubblicità. Lontane dalle procelle del mondo, un interessante libro della scrittrice agrigentina Francesca Patti, ce lo racconta la collega Margherita Trupiano. L'opera letteraria Lontane dalle procelle del mondo di Francesca Patti è il riscatto alle invisibili della storia. L'autrice trasforma un'indagine scientifica in racconti di vita e lo fa, da diligente ricercatrice, estraendo i dati che ottiene dall'attenta lettura di antichi documenti dell'allora Girgenti. Un lavoro pregevole e certosino, testimoniato da un appendice documentale di grande valore che rappresenta come il cuore dell'opera sia proprio frutto del meticoloso lavoro di ricerca storica condotto interrogando e sfogliando polverosi faldoni e documenti inediti per ricostruire le dinamiche interne agli istituti di assistenza.
Attraverso l'analisi di statuti e registri, l'autrice trasforma la fredda carta d'archivio in carne e sospiri, svelando come la carità proteggesse attraverso il silenzio e la clausura. Un potente documento sulla condizione femminile, serbata con paziente sottomissione e sulla sopportazione di chi ha cercato un riscatto tra le mura di quegli istituti. L'opera si configura come un atto di giustizia tardiva, frutto della sensibilità e del profondo spessore culturale di Francesca Patti. La scrittrice marca abilmente come una grande parte della storia delle donne sia nel tempo stata caratterizzata dal silenzio e dalla rassegnazione, e lo fa contestualizzando e disegnando le emergenze sociali e morali di un'epoca, sogni recisi, identità sbiadite e il peso dell'essere relegate al ruolo di invisibili. Eppure, tra quelle righe cariche di dolore, emerge oggi il battito di una dignità mai del tutto domata. Lontane dalle procelle del mondo è marcatamente un forte momento di impegno, un appello velato ad un'attuale riflessione sul silenzio e la sopportazione delle donne nel tempo, e che anche adesso esiste e non si smorza e continua ad imporsi come carattere distintivo di un genere che deve invece invertire la rotta, trasformando il naufragio solitario della solitudine ed impotenza in un coro di libertà che sfidi i secoli. E sull'aborto la Consulta boccia il ricorso del governo della legge siciliana. I colleghi di Trapani. Il governo nazionale ha presentato ricorso contro la legge siciliana numero 23/2025 che garantisce la presenza di personale non obiettore nelle aziende sanitarie dell'isola, ma secondo la Corte Costituzionale la legge può restare valida, seppur con qualche precisazione. In Sicilia la norma 194 del 1978 che disciplina il diritto all'interruzione volontaria di gravidanza sarebbe messa a dura prova. Secondo dati del Ministero della Salute, l'isola sarebbe la seconda regione con più alto tasso di medici obiettori di coscienza, l'81,5%, appena un gradino sotto il Molise che ne conta addirittura il 90%. La scarsità di professionisti disposti a garantire questo servizio porta moltissime donne a cercare soluzioni alternative pur di abortire, per esempio spostandosi in altre regioni, ciò con la conseguenza di rendere la pratica ancor più complessa e in molti casi fisicamente e psicologicamente lesiva. Per ovviare a questa tendenza, il Parlamento siciliano ha approvato in maniera bipartisan la legge numero 23/2025 per stabilire un principio organizzativo che potrebbe risolvere il problema. Secondo la norma, le aziende sanitarie dovrebbero garantire in loco la presenza di personale non obiettore sufficiente ad assicurare il servizio di interruzione volontaria di gravidanza. Si tratterebbe quindi di una norma realizzata appositamente per ovviare a una tendenza strutturale che impedisce ancora oggi a moltissime donne di abortire nella regione. Tuttavia, la sua approvazione non è stata esente da polemiche. Il governo Meloni ha deciso di impugnarla davanti alla Corte Costituzionale, avviando un procedimento formale per verificarne la compatibilità con la Costituzione. Secondo Palazzo Chigi, alcune parti della legge siciliana sarebbero potute entrare in conflitto con principi costituzionali fondamentali. In particolare, vi sarebbe il timore che per raggiungere l'obiettivo di garantire il diritto sancito dalla 194 si finisse per introdurre meccanismi discriminatori nei confronti dei medici obiettori. Secondo l'interpretazione data dall'esecutivo, la norma avrebbe aperto le porte a concorsi pubblici o criteri di selezione che favorissero esplicitamente i medici non obiettori, escludendo o penalizzando chi invece esercita il proprio diritto all'obiezione di coscienza, riconosciuto dalla stessa 194. Un altro punto riguarda il rispetto dell'equilibrio tra i diritti.
Da un lato quello delle donne ad accedere all'IVG nei limiti previsti dalla legge, dall'altro quello dei medici a rifiutarsi di praticarla per motivi etici personali. Secondo il governo, la legge siciliana rischiava di sbilanciare questo equilibrio. Per questi motivi l'esecutivo non ha chiesto di annullare l'intera legge, ma di dichiarare incostituzionali le parti ritenute problematiche, quelle che avrebbero potuto portare a forme di discriminazione nei confronti degli obiettori. Chiamata a decidere sulla questione, la Corte Costituzionale ha adottato una posizione intermedia, riconoscendo da un lato la legittimità dell'intervento della Regione per garantire concretamente un servizio previsto dalla legge e stabilendo dall'altro che non è costituzionalmente ammissibile escludere o svantaggiare i medici obiettori nei concorsi pubblici. La decisione finale ha chiarito che la norma nel suo complesso può rimanere in vigore. La Regione può organizzarsi per assicurare l'accesso all'interruzione di gravidanza, ma senza utilizzare strumenti che violino i diritti dei medici. L'intera vicenda mette in luce una tensione giuridica e politica molto delicata, quella tra il diritto individuale del medico e quello concreto delle donne ad accedere al servizio sanitario garantito dalla legge. In questo equilibrio fragile tra diritti contrapposti, il rischio è che a rimanere solo sulla carta sia proprio quello delle donne. Finché la presenza di personale non obiettore resterà così limitata, il divario tra ciò che la legge prevede e ciò che accade nella realtà continuerà a pesare sulle cittadine, trasformando un diritto riconosciuto in un'esperienza spesso incerta, complessa e diseguale a seconda del territorio in cui si vive. E si è concluso il 24° torneo di biliardo organizzato dall'ADR, Associazione Donatori di Sangue a Raffadali Servizio. Si è concluso il 24° torneo ADR di biliardo specialità goriziana organizzato dalla stessa Associazione Donatori di Sangue di Raffadali, presieduta dal presidente professor Luigi Costanza, che ha visto la partecipazione di diversi giocatori provenienti da tutta la nostra provincia. La vittoria finale per la prima categoria è andata all'Empedoclino di Dio, che in finale ha battuto per 2-1 De Francesco, mentre nella seconda categoria il primo premio è stato assegnato a Calogero Nocera. Nella categoria amatori ha prevalso Giuseppe Plano, che si è aggiudicato il primo premio nella categoria amatori battendo in finale tutto lo mondo. La partecipazione del pubblico è stata numerosa. Il torneo aveva lo scopo di sensibilizzare i presenti e i partecipanti tutti a compiere la donazione del sangue già sin dalle prime mattinate. Presso la sede dell'ADR di Raffadali è stata effettuata una raccolta di sangue per i bambini talassemici. E questo è tutto per l'edizione odierna di TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, streaming sul sito www.televideoagrigento.tv, al telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15, alle 20 e replica la mattina alle ore 9. I nostri servizi si possono vedere sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.